Via l'IMU sulla prima casa, risarcimento imposta dell'IMU pagata nel 2012, via l'IRAP in 5 anni, via il finanziamento pubblico ai partiti. Il tutto nel primo Consiglio dei Ministri. È la proposta shock di Silvio Berlusconi, che ha sollevato subito reazioni, consensi e proteste fra tutti i partiti e movimenti impegnati nella campagna elettorale. Ma sono promesse ovviamente irrealizzabili, irrealistiche, e si sa che Berlusconi sta cercando di arginare non soltanto la fuga degli elettori del PDL, ma cercare anche di recuperare l'irrecuperabile. Sarebbe anche disposto a dire: vi verso nel vostro conto corrente 3-4 mila euro di soldi suoi personali, pur di arrivare in Parlamento. Il PDL sostiene la scelta del suo leader e anzi considera la reazione forte degli avversari politici come la controprova che la proposta è non solo credibile ma anche facilmente realizzabile. La proposta è assolutamente credibile, tanto che i nostri avversari l'hanno presa sul serio e le polemiche, le reazioni isteriche sono una sorta di controprova. Se rimettiamo liquidità nelle famiglie, ragionevolmente rimettiamo in moto il ciclo economico a partire dai consumi. Convinto che ci siano aspetti da chiarire nella proposta che vale 4 miliardi di euro, il movimento fondato da Oscar Giannino e dall'economista padovano Boldrin, che da molti anni collabora con le università americane. E questa io spero che l'Italia non ne discuta ma ne rida. Berlusconi ha fatto l'ennesima buttata, ha detto l'ennesima bugia. L'IMU il problema non è restituirla, è eliminarla e poi dare finanziamenti ai comuni in maniera adeguata. Ma il problema vero è che lui ancora una volta mente perché non ci dice che spese vuole tagliare. Tra i favorevoli alla restituzione dell'IMU sulla prima casa anche la Lega, che pone come unico limite la salvaguardia delle risorse destinate ai comuni. È una proposta che abbiamo fatto anche noi come Lega Nord, quindi fa parte del nostro programma. Noi da sempre diciamo che non bisogna pagare l'ICI sulla prima casa e neppure l'IMU, quindi nel momento in cui si propone di restituirla noi siamo perfettamente d'accordo e penso che sia anche una buona idea. Favorevoli alla riduzione dell'IMU ma convinti che nella forma proposta da Berlusconi sia insostenibile, ci sono gli alleati di Monti che chiedono maggior rispetto per i veneti. Andare a dire addirittura che si ridanno indietro i soldi, che potrebbe essere una bella cosa, magari, voglio dire, però è chiaro che purtroppo una grande presa in giro. Noi siamo d'accordo di andarla a rivedere, in modo particolare sulle fasce deboli. Quanto al Movimento 5 Stelle è giusto togliere l'IMU, per loro però i tagli e i risparmi devono venire dall'alto, togliendo risorse alla macchina della politica ad altre voci. Sono stupefatta dalle promesse di Marinaio che provengono da un uomo che da più di 20 anni a furia di promesse ha portato il nostro paese sull'orlo del baratro. Pensiamo solo a meno tasse per tutti, 1 milione di posti di lavoro. Noi come Movimento 5 Stelle crediamo che l'IMU prima casa debba essere abolita.